9 Samuele Muglia, con il numero 14 Eloy Migians, con il numero 21 Gerard Teixido, con il numero 3 Andrea Dalla Valle, con il numero 27 Lucas Martinez, con il numero 4 Guido Sgaria, con il numero 23 Fabio Mabilia, allenatore signor Diego Mir. E ora la formazione del Team Service Car Monza, con il numero 1 Stefano Zampoli, con il numero 2 Matteo Zucchetti, con il numero 3 Pietro Lazzarotto, con il numero 4 Marc Ollier, con il numero 21 Paul Franci, con il numero 6 Julian Martinez, con il numero 7 Matteo Galimberti, con il numero 8 Sebastiano Schiena, con il numero 44 Davide Nadini, con il numero 10 Lorenzo Uboldi, allenatore il signor Tommaso Colamaria, arbitri dell'incontro il signor Franco Ferrari, secondo arbitro il signor Enrico Uggeri, arbitro ausiliario il signor Andrea Grittini, responsabile 45 secondi il signor Alessandro Cattaneo. Buona partita! Buonasera dal Pala Rovagnati di Biassono, l'ultima di andata, la 13ª, e si affrontano il Team Service Car HRC Monza e il Faezanella Naro Breganze. Per voi Paolo Virdi e Andrea Brambilla. Dunque l'ultima di un girone d'andata che si presenta nella versione forse quella esatta per il Breganze, cioè in classifica bene o male è lì dove dovrebbe stare. Per il Monza facciamo questo preambolo prima delle formazioni. Per il Monza invece un filo di rammarico, perché insomma 3 sconfitte con le ultime consecutive con con Viareggio Lodi e a Sarzana hanno estromesso il Monza, che prima di queste gare occupava addirittura la 5ª posizione in campionato, dalle finale 8 di Coppa Italia che si giocheranno ad inizio marzo a Trissino. Insomma, piccolo bilancio prima di andare a vedere questa gara con il presidente Brambilla. Ma sapevamo che sarebbe stata dura, siamo arrivati abbastanza carichi nonostante una finale di questa parte di andata di campionato che sapevamo già sarebbe stata molto molto difficile. Così è stato, diciamo che le previsioni sono state tutte rispettate, forse un po' di rammarico per il gioco più che altro c'è per quanto riguarda la partita di Sarzana, ma si sa che è un campo difficile, ostico, dove giocare, e adesso siamo qua a giocarcela con Breganze, vediamo come andrà. 2 squadre tra l'altro che hanno un cammino differente, Breganze e Monza. Monza, ricordiamo, è impegnato anche in Eurolega, dove si giocherà in sostanza nel girone di ritorno con il Montreux, poi il Benfica e il Noia l'accesso ai quarti di finale. Il Monza che ha 2 vinte e 1 persa in Coppa. Ma concentriamoci ora in questa gara, andiamo a vedere le formazioni. Il Monza con Zampoli, Zucchetti e Lazzarotto, Marco Ollier, Paul France e Julian Martinez, Matteo Galimberti, Sebastiano Schiena, Davide Nadini e Lorenzo Uboldi. Allenatore è Tommaso Colamaria. Nel Breganze troviamo Bruno Sgaria tra i pali, poi Mattia Cocco, Andrea Borgo, Samuele Muglia, Eloy Migians, Gerard Teixido, Andrea Della Valle. Tanto Martinez va con il rovescio a impegnare subito Sgaria. Lucas Martinez, Guido Sgaria e Fabio Mabilia, classe 76, secondo portiere. L'allenatore è il catalano Diego Mir. Gara che è iniziata da 45 secondi, le 2 giacchette nere, ma questa sera in verde fluo sono Franco Ferrari da Viareggio ed Enrico Uggeri da Lodi. 2 squadre che
insomma dicevamo in classifica occupano le posizioni bene o male che si erano prefissate all'inizio. Il Breganze che è sesto, Breganze che viene da un ottimo periodo, 3 vittorie e un pari che però ha una chiave di lettura abbastanza particolare, perché è un 3-3 ottenuto a Lodi con un gol di Malagoli a 41 secondi alla fine, in una partita giocata molto bene dalla formazione rossonera, che quindi è in crescita, perché prima di queste 4 partite dove ha totalizzato 10 punti per i veneti giunsero bene 3 KO consecutivi. Forte, Follonica e Viareggio il saldo negativo degli uomini di Godimir. Andiamo ora in cronaca diretta, i quintetti, innanzitutto ovviamente Zampoli tra i pali, qui Julian Martinez, Zucchetti, Paul Franci e Marco Ier, questi i 5 con la maglia bianca schierati da Tommaso Clamaria, che in sostanza è il quintetto base che ha giocato finora. Attenzione all'accelerazione e progressione, e c'è il gol di Lucas Martinez con un errore di Stefano Zampoli, ci ha messo 1,45, progressione devastante dell'ex di turno, dell'acclamato ex di turno, il suo tiro non irresistibile. Forse Zampoli in questo caso un po' ci ha messo del tuo, e Breganze vantaggio. Sì, è stato lasciato anche molto spazio, in questo caso secondo me l'errore è partito già da Matteo Zucchetti, che non ha difeso correttamente la propria parte di pista. Lucas ha avuto tutto lo spazio possibile e immaginabile, certo c'è anche un errore da parte di Stefano, ma credo che sia partito tutto un po' più in alto. E dunque abbiamo citato 2 che sono i protagonisti di questa gara, hanno storie particolari, ovvero Lucas Martinez, che qui è letteralmente esploso in 2 stagioni a Monza segnando 91 reti, e poi lo scorso anno a Follonica, ora a Breganze contro il fratello Julian, che è arrivato un po' in ombra. Attenzione intanto il movimento qui, male la difesa brianzola, ora l'Amigiansi in possesso palla. L'altra sfida era quella tra i 2 portieri, ovvero Stefano Zampoli e Bruno Sgaria. Sono i 2 portieri della nazionale Under 20 che hanno ottenuto l'argento nell'ultimo campionato europeo in Portogallo. Dunque 2 che sono potrebbero essere il futuro, il post Barozzi, il post Gnata. Ora vediamo Paul Franci, velleitario, il suo rovescio, Lucas Martinez, mentre il quintetto base del Breganze non l'ho ancora letto, ovvero in porta, come dicevamo, Sgaria, poi Mijans, Texidò, Lucas Martinez e Mattia Cocco, che ora è in possesso di pallina, fascia da capitano sul braccio del 29 in casacca rossonera. Ora il Breganze che manovra doppia finta ubriacante, ci sono 2 giocatori ex Noia che sono Texidò e Mijans, che conoscono molto bene Marco Ier. Qui lo vedete puntare Marco Ier contro proprio Texidò. Attenzione allo scarico di Cocco, l'entrata ancora di Lucas Martinez, e ancora da sinistra, ancora la sua classica azione, ed è sempre un pericolo. Sì, è un pericolo costante, perché ogni volta fanno sviluppare l'azione per farlo entrare da sinistra a destra, come siamo abituati a vederlo qui a Monza già dalla prima stagione in A1. Sappiamo che stanno facendo giocare molto Lucas Martinez, non dico al suo servizio, ma più o meno vedo che la squadra gira costantemente sui 45 secondi per cercare di liberare Lucas dal lato sinistro. Insomma, alla fine avere 3 uomini come Cocco, come Mijans, come Texidò, cioè gente che sa giocare la pallina in favore del compagno, un terminale offensivo come Lucas Martinez, è tanto di meglio, insomma, che quanto si possa avere in questo torneo. Se c'è un giocatore che reincarna proprio, attenzione, perché l'aggancio di Cocco è arrivato al volo, Mattia Cocco ha provato probabilmente a termine regolamento, è corretto, ha messo il bastone, ha provato a toglierlo. Sì, anche se obiettivamente insomma, sì, nel senso è stato veramente ligio il regolamento. Sì, forse si poteva, forse anche eccessivo. Adesso vediamo Nadini che è subentrato. Sì, fiscalissimo, sì, forse all'eccesso, se vogliamo. Fiscale Franco Ferrari nell'assegnare questo tiro diretto in favore del Monza, ovvero Paul Franci all'interno della propria area di rigore ha recuperato pallina. Cocco è andato, insomma, come spesso succede, a contrastare col bastone a freddo Davide Nadini, il 44, lui da Modena,
che sfida Sgaria. I due hanno giocato insieme nella nazionale giovanile, si conoscono molto bene, dunque tiro diretto, se no 2 minuti di power play per il Team Service Car. Alza il braccio Franco Ferrari, parte Davide Nadini, il gancio, la traversa di Nadini e il Monza che fallisce il tiro diretto. Male le percentuali dei brianzoli del tiro diretto, siamo a quota 3 su 11 per il Team Service Car. Fa un pochino meglio il Breganze a 3 su 8 di percentuali non positive in power play. Io a memoria non ricordo forse un gol in power play da parte del Monza in stagione, quindi un fondamentale in questo hockey moderno, ancora un po' da sistemare per i giovani ragazzi di Tommaso Colamaria. Dunque 4 contro 3, nuovo regolamento, 45 secondi di possesso anche con l'uomo in meno, 5 secondi quando si rientra nella propria metà pista e 8 poi per uscirne e scendere dalla propria diagonale, ma stare nella propria linea di pista con il taglio centrale per Martinez. È molto reattivo il numero 14 Mijans, ex giocatore di Noia e Vendrell, con il quale visse anche una Coppa del Re, il Vendrell dei miracoli. Ora eccolo qua il power play, il triangolo difensivo, Mijans con Texidò e Lucas Martinez ovviamente in punta, Zucchetti, Oglier, Paul Franci e Julian Martinez. È uscito Davide Nadini dopo aver tirato il tiro diretto, il Monza deve tirare, la prova Oglier con un rasoterra sul quale Julian Martinez, che è il miglior marcatore dei brianzoli, qua recupera la pallina. 10 gol finora per Julian Martinez, per il capitano del Monza. 17 invece ovviamente il fratello Lucas, che è il capocannoniere dei veneti. Ora bisogna far girare palla, ma è lento della manovra, presidente Brambilla. Sì, è un Monza decisamente lento in questo momento. Anche nel power play Breganze è riuscito a essere con Mijans e con Texidò, è stato veramente, si sono giocati la palla da una parte all'altra della metà campo, hanno liberato Lucas Martinez prima. Adesso è un Monza che comunque non riesce a completare il raddoppio sul portatore di palla. Niente raddoppio sul portatore di palla, niente scarichi veloci, niente superiorità, facendo ruotare il triangolo difensivo rossonero che resiste molto bene. Tra un po' rientrerà, tra una ventina di secondi rientrerà anche il quarto uomo di movimento, in sostanza con l'uomo in più il Monza è riuscito ancora a tirare, ci prova una sassata, il palo di Paul Franci dopo la traversa di Nadini, il palo di Paul Franci, ma attenzione perché è entrato Samuele Muglia e a momenti Texidò serve il compagno che era solo in mezzo all'area dopo la traversa di Nadini, il palo di Paul Franci. Sì, Monza un po' sfortunato in questo avvio di partita, come spesso succede, una squadra che è già un po' bloccata di suo, poi ci si mette anche queste imprecisioni che portano comunque a cambiare le sorti della partita. Basta pensare comunque alle recenti partite anche contro Lodi, insomma. Sfortunato dunque il Monza, che ha trovato sul power play delle uniche 2 occasioni, quella del tiro diretto con Nadini la traversa e praticamente degli ultimi 5 secondi di azione con l'uomo in più il palo di Paul Franci Jimenez. Ora vediamo che è impreciso a servire Julian Martinez, il Monza che dunque deve ricominciare i KO, le ultime gare, le sconfitte col Viareggio con un gol di Gavioli all'ultimo minuto, il 6-2 nel derby con Lodi, dove brutto primo tempo, forse il peggiore della stagione, ma bene il secondo, e poi la sconfitta 7-4, punteggio bugiardissimo quello di Sarzana, perché insomma attenzione, intanto Paul Franci recupera e qua c'è Marco Ie che prova a servire Julian Martinez, arriva invece a recuperare molto bene ancora Eloy Mijans che vola sulla laterale di sinistra, seguito prima da Martinez poi da Zucchetti, si salva dal tentativo di scippo della sfera da parte dei 2 giocatori, carica praticamente una spanna qui Texidò, il tiro è largo, comunque un Breganze che fa sempre le cose giuste. Sì, un Breganze che sta facendo molto correre il Monza, non so se era nelle previsioni o meno, ma un Breganze molto veloce a portare palla e un Monza che fatica un po' sulla difensiva a girare e a seguire la palla, che
che generalmente fa tutto il giro della porta di Stefano Zampoli per poi dopo finire sulla stecca di Lucas Martinez. Il terminale offensivo è quello, le rotazioni difensive sono sempre un po' complicate, comunque squadra, ricordiamo sempre, è in assoluto la più giovane del campionato italiano con 19 anni di media, qualcosa in più ovviamente il Breganze che ha ultra trentenni come ad esempio Cocco, attenzione Muglia, Zampoli! Interviene e salva dal raddoppio, dalla capitolazione il Monza con un tiro e il tap-in da 2 passi dell'ex Viareggino, e l'ottimo intervento di Stefano Zampoli, bravo e reattivo il portiere di Prato. Ora il Breganze con Zucchetti che va ad attaccare Samuele Muglia, lo scarico, vediamo ancora Mijans per Lucas Martinez, mancano 15 secondi al termine dell'azione offensiva del possesso, palla per i rossoneri, c'è un blocco di Martinez, poi arriva Mijans che controlla Mare, ma arriva Texido. Bravo a contenere sfera, però solo 5 i secondi di possesso nella propria metà pista e c'è il time out di Tommaso Colamaria che dopo 10 minuti vuol parlare qualcosa ai suoi sicuramente da dire. Ma direi che è un Monza che nelle ultime partite è sempre partito un po' più a rilento del solito, poi anche forse questo intervallarsi delle partite che quest'anno nonostante tutto, nonostante non ci sia stata una vera e propria sospensione del campionato come avveniva negli anni scorsi, diciamo che ha portato i giocatori un po' a allenarsi tra una festività e l'altra, se proprio vogliamo dirla così. Monza che adesso forse ha preso un po' più sicurezza, un po' più di decisione. Stefano è stato impegnato, due bellissime parate, 2 bellissimi tiri di Samuele Muglia, che sappiamo che quando è in area e prende la pallina è capace di cose incredibili. Giocatore pericoloso, se ce n'è uno in area è proprio Samuele Muglia. Tra l'altro parlava di vacanze di Natale e del piccolo mondo dell'hockey, mi è apparso di vedere sui social, sui ridenti prati di Riva del Garda, i 2 Martinez, Titi Baieli impegnati in un'escursione trentina. I ragazzi ormai sono e amano tantissimo l'Italia, almeno i fratelli Martinez spesso li troviamo fare delle gitarelle qua e là per lo stivale. Comunque torniamo a 15-26 dal termine di questo primo tempo, 1-0 decide per ora un gol di Lucas Martinez dopo un minuto, un Monza però che è cresciuto in un power play, ha colpito la traversa con Nadini, poi il palo con Paul Franci e ora il Breganze che prova a impostare quintetto, è Texido e Mijans in pista con Muglia e Lucas Martinez che parte da dietro, arriva in ritardo Zucchetti ma dall'altra parte Oye ha recuperato sfera tra Martinez e Muglia, molto bravo Marco Oye, il ragazzo di Reus, con Nadini che è entrato al posto di Paul Franci, dunque un cambio anche per Tommaso Colamaria, ora carica a rovescio, punta al dritto Zucchetti, respinge centralmente Sgaria ma può ripartire il Breganze, c'è l'appoggio di Texido, deve lottare anche con Ferrari ma esce con la pallina sul bastone, il tiro e il palo con una magia di Texido, dunque siamo 2-1 nel conto dei legni, anzi dei ferri, in favore o se vogliamo in sfavore del Monza, ovvero 2 i montanti colpiti dai Breganzoli, 1 quello di Texido che tiene ancora vivo il Monza, il tiro di Marco Oye, poi un rimbalzo della pallina, Martinez sbaglia Giulia Martinez, il tocco da sotto, è arrivato cercando di sbilanciare Sgaria. Era una bella alzata, peccato che gli sia sfuggita un po' troppo alta la pallina. Ora Muglia lascia lì la sfera, Marco Oye prova ad accentrarsi, non trova un appoggio, non trova nemmeno un blocco, trova invece Zucchetti che esce dal dietro porta, giro palla con Davide Nadini che prova a ripartire, guardato da Muglia, Nadini che però riesce a entrare in area, male la marcatura di Muglia perché viene saltato da Davide Nadini che non era comunque lanciato in velocità ma ha fatto bene la protezione della sfera. Ora Zucchetti che carica una sassata con la punta del guantone, arriva a Sgaria ma arriva ancora Nadini che è molto reattivo, attenzione Nadini e Martinez si lamenta con Ugeri dicendo lui sgomita, non c'è niente per Ugeri, è attenzione sbaglia tutto Giulia Martinez, ne nasce un 2 contro 2, arriva di rimorchio il tocco molto bello
perché sul passaggio no look di Mijans c'è Texido che da 2 passi in fila e quando manca 13:23 il Breganze si porta sul 2-0. Sì, ha sfruttato un bellissimo passaggio di ritorno praticamente. Texido ha ripassato fuori la palla, è rientrata alla velocità della luce quando ancora Nadini stava cercando di capire la posizione corretta per quella Texido, gli ha lasciato quei 50 centimetri. Texido non ha avuto assolutamente pietà. Una giocata simile la facevano il Galacticos del Follonica con i Bertolucci e con i Michelon spesso, con la finta di tiro e lo scarico un po' come è successo ora, un no look, soprattutto il no look da parte di Eloy Mijans, l'ex giocatore di Noia, cresciuto nella cantiera del Noia, del Vendrell. Per lui l'assist, il gol di Gérard Texido e dunque il raddoppio del Breganze, mentre attenzione perché Ferrari vede qualcosa in mezzo all'area. Cocco dice io non so niente, noi non l'abbiamo visto, dice c'è una gomitata da parte di Cocco e c'è un rigore, è entrato Pietro Lazzarotto e sul dischetto c'è proprio Pietro Lazzarotto che va a sfidare Sgaria, i 2 compagni di squadra dell'ultimo europeo in Portogallo, quindi Pietro Lazzarotto, mentre sui tiri di rigore anche qui il Monza ha abbassato un po' la media, siamo 3 su 5 in stagione. Vediamo cosa succede con Lazzarotto all'incrocio dai pali, il gol del Monza, un rigore tirato in maniera chirurgica e per il 17enne di Bassano del Grappa il secondo gol in carriera. Cioè, si è messo lì praticamente senza neanche pensare a quello che stava facendo, gol veramente da manuale, sembra che non abbia nemmeno patito la preoccupazione di dover risollevare le situazioni di una partita. Lui tranquillo, lui va sul dischetto, lo guarda negli occhi, dice ma la metto lì sull'incrocio, la piazzo nel 7 ed è finita così. Serafico il 17enne Pietro Lazzarotto, attenzione perché c'è una munizione di Ferrari a Diego Mir che dice chiuditi la bocca, gli ha fatto proprio questo il segno della cerniera sulle labbra e dunque c'è una munizione per la panchina rossonera quando manca 12:50, è un rigore che ha visto Franco Ferrari, ma Franco Ferrari era a 3 passi sulla linea dell'area di rigore, stava guardando in mezzo, noi avevamo occhi puntati solo sulla pallina, purtroppo non abbiamo un replay, però fatto sta che il penalty dunque per il Monza che si riporta in partita. E dunque 12:50 alla fine di questo primo tempo, Pietro Lazzarotto il suo secondo gol in carriera, uno lo aveva segnato lo scorso anno contro il Correggio, intanto tanto spazio su questo rovescio di Cocco, sì. Lasciato comunque inspiegabilmente solo un'amnesia difensiva che qualche tempo fa, mentre c'è del nervosismo con Lucas Martinez e Marco Ier, arriva anche Ferrari in aiuto di Ugeri. Dunque il Breganze avanti per 2 reti a 1, mentre c'è un conciliabolo con un fallo di squadra, sono 2 falli di squadra consecutivi dati in favore del Breganze, se non ho capito bene. Sì, probabilmente ha sanzionato la ripartenza con i giocatori del Monza, con Nadini che ha battuto subito e era partito in contropiede. Ok, quindi 2 falli di squadra comunque sul tabellone contro il Monza, 0 ancora contro il Breganze, partita sostanzialmente corretta, bastonata di Julián Martínez che prende secca la mano di Samuele Muglia e c'è un blu anche per Martínez, dunque il power play per il Breganze, il tiro diretto e poi un eventuale power play, bastonata che ovviamente come è nelle corde di Muglia fa vedere molto bene e dunque c'è anche una munizione anche per Colamaria e dunque i 2 arbitri per ora hanno ammonito verbalmente entrambe le panchine, lo ribadiamo ad ogni partita, è la 13ª telecronaca, un cartellino giallo farebbe solo del gran bene, almeno la gente sulle tribune che comunque è in buonissimo numero potrebbe capire chiaramente. Sì, è una terna arbitrale che comunque sta arbitrando bene, i falli sono stati chiamati entrambe le parti, c'erano effettivamente, quindi niente da dire. E dunque il tiro diretto, vediamo Gérard Texido contro Zampoli che para
e attenzione perché prova da dietro, porta il 21, dunque Texidò trova Zampoli sulla propria strada e Zampoli va a parare il tiro diretto. Monza che ora deve giocarsela con l'uomo in meno, ecco l'ora doppio sistematico, Cocco e Texidò contro Ye, il tocco di bastone di Cocco è pulito e la sfera la può gestire Cocco, esce ora, vediamo Texidò ed entra Mijans con Muglia e Martinez, dunque a trazione anteriore decisamente, qui sbuccia il rovescio Mattia Cocco, dunque vediamo Samuele Muglia con il triangolo difensivo formato da Lazzarotto, Oye, Nadini davanti a Zampoli che ha parato il tiro diretto, dunque al 21 sul dorsale e poi Texidò è uscito con il tocco adesso dentro, ancora bravo, molto bravo Eloy Mijans a far girare questa sfera, vediamo davanti a sé Lazzarotto, cercando uno scarico, mancano 2 secondi, il triangolo del Monza ha funzionato molto bene, 45 secondi trascorsi con Pietro Lazzarotto che deve uscire entro gli 8 secondi dalla propria metà pista, ma se la giostra nell'angolo e aspetta il fischio di Ugeri che adesso arriva, il time out questa volta lo chiama Diego Mir. Sì, un Monza che nonostante tutto sta reggendo bene la pressione di Breganze. Abbiamo visto che per cercare di far stare più sulla squadra Diego Mira ha subito tolto Texidò e rimesso Mijans per cercare di tenere alta la squadra, di farla giocare alto. Oltretutto ha giocato un buonissimo power play, adesso non so quanto manchi alla fine del power play di Breganze, un minuto, però fino a questo momento l'ha giocato molto bene, con un bellissimo inserimento di Muglia nel corso del triangolo offensivo, un inserimento di Muglia dalla parte posteriore che ha sorpreso in questo caso Lazzarotto. È una buona partita, dai, tutto sommato un Monza che nonostante tutto adesso hanno inserito Paul Franci al posto di Davide Nadini e vedo Matteo Galimberti pronto a entrare in pista. Dunque fallito il tiro diretto dal Breganze, guardavo le statistiche, in sostanza è rimasto a 3 su 9, quindi un 33% percentuale quello dei tiri diretti, ma mi pare di aver visto in settimana un gol di Guido Sgaria con un sottogamba su un tiro diretto meraviglioso, sottogamba, sbilanciato il portiere, ha segnato un gol stupendo, dunque fratello portiere talento, giocatore che promette anche bene Guido Sgaria. Ora Lucas Martinez con Mijans e Muglia, la conclusione, la deviazione di Lazzarotto, vediamo Lieva a cercare la pallina, attenzione Lucas Martinez che carica, la sassata di Martinez, il tiro è secco ma si perde a lato della porta di Zampoli, ora c'è Mijans che c'ha un buco, Zampoli con la pettorina si salva, il Monza deve cercare di uscire, Lazzarotto va di sponda per Paul Franci, è entrato Paul Franci a difendere, è uscito un giocatore di stazza come Nadini, è entrato uno veloce come Paul Franci, dunque triangolo difensivo Paul Franci, Marco Ye e Pietro Lazzarotto che ora deve restare mentre entra Tano Galimberti e anche questo power play si conclude con un nulla di fatto. In realtà anche in questa occasione 4 minuti di power play, a parte il palo di Paul Franci, in realtà non abbiamo visto grosse occasioni. Sì, adesso è andato Matteo Galimberti a curare Lucas Martinez. Abbiamo visto che subito ha cercato di anticipare il blocco per portarsi in anticipo per evitare il solito gioco di Lucas a tagliare fuori il difensore. Attenzione qua, bravo Paul Franci a difendere su Samuele Muglia, mi diceva Paul Franci in un viaggio in pullman tornando dalla Toscana come si curi molto la parte difensiva in Catalogna, per carità non ci voleva lui a spiegarlo, mi raccontava come molto la fase difensiva venga curata già anche da bambini nei settori giovanili, qui l'abbiamo visto, è rimasto fermo dietro col bastone. Bellissimo il passaggio adesso di Paul Franci, è andato a cercare Marco Ye che adesso si cambia, bellissimo, la palla è filtrata, peccato, è stato un anticipo probabilmente di qualche giocatore di Breganze.
con l'ingresso di Giulia Martinez. Si alza un po' l'età media del Monza, che ha Stefano Zampoli in porta che ne ha 19, Polfranci 21, Lazzarotto e Galimberti 17. Pensate, questa squadra ha 4 quinti sotto i 20 anni, dunque squadra giovanissima e che resterà nel futuro ancora tutta intera, ma questo è un argomento del quale ne parleremo in settimana, o comunque anche la settimana prossima, quando qui al Palarovianti di Biassono sarà di scena il Polonica, la prima di ritorno. Attenzione a Cocco che ha lo spazio per tirare, ma ancora larga la sua conclusione, palla alta con il Monza che batte ed è un 3 contro 2. Polfranci, esce Sgaria, molto bravo a chiudere la porta con Muglia che va ad affrontare Polfranci. Ora Martinez, Texidò, Cocco e Muglia in sostanza hanno girato loro e solamente Michan, sono 5 giocatori di rotazione per Diego Mir, sono molti di più per il Monza che in pratica ancora non ha schierato Sebastiano Schena. Per il resto sono già stati 7 giocatori visti in pista. Qui c'è un fallo tra fratelli, ovvero Julian che va a spingere Lucas, batte male Texidò perché va a servire Cocco, ma Martinez è rimasto lì a leggere, deve uscire dalla propria metapista e lo fa Cocco. Fischia Ugeri quando proprio la sfera è sulla linea di metapista, a volte a fare le cose in velocità. Sì, vabbè, un fallo ci può anche stare. Ho visto che Julian è entrato in pista con un po' più di aggressività, secondo me ci vuole, Monza deve andare più aggressivo, se vogliamo recuperare la partita, perché non dobbiamo... Galimberti, la conclusione che va a incrociare sul bastone di Pietro Lazzarotto che esce dietro porta, gioca da pivot in sostanza Giulia Martinez. Qui Galimberti che preferisce sicuramente il dritto al rovescio, va a scaricare su Polfranci. Sono 3 giocatori molto veloci e piccoli di statura, eccolo qua, infatti guardate come va via facile Polfranci a Samuele Muglia in velocità. Ora c'è il taglio di Giulia Martinez con l'assist di Polfranci. Mamma, cosa ha messo Polfranci, mamma mia. Polfranci si è inventato un assist anche lui, no look per Giulia Martinez. È bravo a intervenire Sgaria, ma è stato bravo anche Cocco, credo, a mettere il bastone mentre gira sul secondo palo Texidò, va a scambiare con Cocco, largo Muglia, largo anche Martinez che adesso riceve, va a puntare Galimberti. Martinez si accentra, serve ancora Gerard Texidò che carica il dritto e c'è il palo, secondo puntante colpito da Texidò e a pali siamo 2 pari, i 2 colpiti da Texidò. Sì, è una partita che si è sicuramente vivacizzata, un Monza un po' più... Ecco adesso grandissimo il passaggio di Polfranci per Julian Martinez, ma adesso riparte Breganze con Cocco, gran tiro, Zampoli c'è questa volta, vede visto partire il tiro. C'è Zampoli, c'è anche Sgaria dall'altra parte con Muglia che prova a partire, è un 3 contro 2. Muglia da quella parte tira, c'è in scivolata Polfranci, ma un errore quello di Muglia perché sono 2 giocatori provenienti dal lato debole. Lo scarico da parte di Polfranci, esce Sgaria, Galimberti ma recupera ancora Giulia Martinez. Questo è il Monza che di solito conosciamo, cioè quello che va a verticalizzare sempre, che quando legge uno spazio ci si butta e imprime anche velocità nella fase soprattutto di transizione primaria. Sì, Monza deve sfruttare la sua giovane età, abbiamo visto Julian entrare dalla panchina e essere un po' più aggressivo, probabilmente è questo che sta chiedendo con la Maria ai suoi, perché nelle ultime partite un po' questo atteggiamento è mancato. Monza vive di questa aggressività a tutta pista, soprattutto nella 3/4, in questo caso di Breganze. Dobbiamo rendergli difficile la vita se vogliamo recuperare lo svantaggio. Dunque il Monza che è vivissimo, un crescendo, quello della formazione brianzola, che ha creato diversi grattacapi alla difesa del Breganze, soprattutto con l'ingrasso laterale da parte di Polfranci, con Giulia Martinez utilizzato da centroboa, mettiamolo così, e un Monza comunque che ha sistemato la difesa e ha sistemato anche il contropiede, e quando il Monza si difende bene e riparte il contropiede è veramente un pericolo per tutti. Sì, dobbiamo ritrovare un po' il nostro modo di giocare, quindi
è fondamentale in questo gioco. Ecco adesso grandissimo Pole è arrivato da dietro porta, ha provato l'alza e schiaccia, contrastato da Mijans. Adesso è Breganze che riprende a pattinare con Texido. Martinez, Mijans si gioca sul fondo pista del Monza. Adesso ancora per Cocco che tira gran tiro con deviazione di Polfranci, la palla esce. Molto bravo ancora in fase difensiva Polfranci a sporcare anche questa pallina sulla conclusione di Cocco, con la sfera che esce dalla rete. Dunque il Breganze che potrà ripartire con una punizione dall'angolo, mentre si sentono i PMB, pochi ma buoni, la tifoseria del Breganze che segue sempre la squadra. Saranno insomma una ventina, tra cui c'è anche il presidente Turle che in questo momento non sta cantando ma partecipa nello spicchio di curva. Breganze che è insomma squadra abbastanza amica del Monza, soprattutto anche se vogliamo per un passato di un personaggio del calibro di Franco Girardelli che là è nato, ha vinto scudetto Coppa Italia, scudetto 76 e a Monza è rimasto. Beh sì, è una società molto amica quella di Breganze. Basti pensare che entrambe le società, se vogliamo, ci sono degli intrecci familiari che ci legano. Basti pensare alla famiglia Lanaro, è un'amicizia che è nata tanti anni fa. Intanto scusami, perché Polfranci fa recuperare palla in velocità su Julián Martínez, poi prova una piccadigna al volo, numero di Polfranci che ha fatto vedere una grande cosa difensiva e anche una bene dall'altra parte, è andato a recuperare palla in velocità sulla sponda, si è centrato, la piccadigna è uscita, ma attenzione a quel numero, tanto la sassata di Mijans e poi gira porta vuota con un grande senso della porta. Lucas Martinez era girato, sapeva già dove era la porta e dove era il portiere. Se c'è uno con il fiuto da gol è proprio Martinez, che intanto arriva con un sottogamba e nonostante l'intervento del fratello è ancora lì, giocatore chapeau Lucas Martinez. Sì, è stato bravissimo prima perché è riuscito a girarsi senza fermare la palla, senza lo stop, e ha comunque fatto un bellissimo tiro che non so se sarebbe entrato, però a livello di molto pericoloso, di equilibrio e di gesto tecnico veramente notevole, da punta vera, quasi antica se vogliamo. Ora c'è Polfranci che vuole la pallina perché è caldo l'uomo nato a Beglion Durghel e la palla resta lì con tra Martinez, i due Martinez e Sgaria. Dall'altra parte c'è Mijans, ma c'è Lazzarotto che va a fermare il giocatore di Noia, poi carica Lazzarotto ma trova solo i gambali di Martinez. Brutta soluzione, Cocco, Galimberti, i due di 17 anni, cioè Lazzarotto e Galimberti, vanno a recuperare su Cocco e Martinez. Quelli più esperti qua hanno trovato la gioventù che gli ha dato davvero. Matteo Galimberti che è rimasto incredibilmente fermo e rilassato e tranquillo con la pallina che gli rimbalzava davanti, è riuscito a far perdere il tempo a uno come Cocco. Un cambio sul quale non mi trova d'accordo, ovvero ha tolto Lazzarotto con la Maria perché stava giocando una partita difensivamente perfetta. 3-28, tolto Lazzarotto e dentro Davide Nadini. Sto scherzando ovviamente, ma è veramente grande la prestazione al di là del gol del 17enne di Bassano del Grappa. Ora Samuele Muglia, dietro di lui sempre Polfranci, va a scaricare Texido, deve aprire la scatola Brianzola, il Breganze con Mijans e Texido, sempre loro i protagonisti, mentre con la Maria sta facendo ruotare molto. E attenzione poi all'ossigeno qua, Polfranci ferma ancora Muglia con un gran intervento, serve Galimberti è dietro di sé Cocco, poi arriva Nadini che prova a recuperare, c'è un raddoppio, poi Polfranci legge bene la situazione, non raddoppia su Texido e torna a difendere su Cocco. Bravo nella fase difensiva Polfranci, c'è un blocco di Cocco, gira Mijans, 2:30 alla fine. C'è da dire una cosa, che la partita in quest'ultimo quarto d'ora è diventata molto più bella. Sì, molto più intensa e anche, se vogliamo, anche più equilibrata, nonostante comunque ovviamente il talento tecnico del Breganze non si discute ovviamente. E la conclusione intanto da parte di Mijans. Ora Muglia con Nadini sembra avere la meglio, poi Muglia resta a provolanza e schiaccia, trova, bravo Stefano Zampoli, se ne va Martinez, dall'altra parte Galimberti, scivola Galimberti e per Ferrari c'è il fallo e Cocco in sostanza
ha causato un blu, un tiro diretto e 2 rigori. Franco Ferrari. Sì, oltretutto in questo caso io avrei semplicemente difeso lo spazio, anche perché Galimberti nel momento in cui è partito il gancio era già oltre la linea dell'area e quindi della porta. Sì, Galimberti che poi si è allargato e quindi c'era già Sgaria che chiudeva il palo, sarebbe andato a fine corsa, ma qua Galimberti con un altro rigore, un altro di 17 anni contro Sgaria e il gol sotto le gambe, 2 reti del Monza, dei 2 ragazzini, tutti e 2 su rigore, prima Lazzarotto, poi Galimberti, i 2 di 17 anni la mettono sui binari e il T-Service Car trova il 2-2. Sì, una partita che si riapre obiettivamente forse, ecco adesso anche Ferrari che sta redarguendo Texido, obiettivamente sì, in effetti io una cosa del genere non l'avrei fischiata, probabilmente, lo dico contro il mio interesse però. Insomma, quello che parla e non succede perché sentiamo le telecronache dagli altri 13 campi che il presidente del Monza insomma un po' critiche, un rigore dato a proprio favore, per me così ha visto Ferrari che era lì, sì effettivamente era dubbio, si poteva anche lasciare correre, ma nel metro arbitrare di Franco Ferrari di questa sera questo rigore ci sta. Probabilmente la fiscalità in tutte le situazioni comunque permette anche ai giocatori di non prendersi eccessive libertà sotto porta così come dentro l'area. Attenzione Muglia con Martinez e Nadini che casca addosso a Muglia, non c'è nulla, c'è Nadini che arriva e Sgaria che in sostanza si trova la pallina addosso, occhio perché c'è un 3 contro 2 dall'altra parte di Texido sul secondo palo e c'è Martinez che deve addomesticare questa sfera di Cocco, occhio perché il Breganze adesso può rischiare con Julián Martinez che va a saltare la pallina sotto il bastone, il pattino di Samuele Muglia, c'è Nadini che pattina, va a scaricare verso Martinez, ancora Muglia in fase difensiva, è uscito Martinez, ci sono Cocco, Michans e Texido e non c'è Lucas Martinez, dunque mandato a riposo negli ultimi 2 minuti di questo primo tempo, un po' come usano fare i grandi allenatori di basket, cioè prima dell'intervallo mandare il giocatore principe, il giocatore più forte e dare 2 minuti più di fiato, attenzione perché sbaglia tutto Julián Martinez, c'è Muglia davanti a Nadini, sbaglia tutto Muglia, può ripartire Galimberti, mancano 18 secondi alla fine di questo primo tempo con un bellissimo finale, Paul Franci ci mette il bastone Texido, mancano 8 secondi, può avere un buon tiro, vediamo Mijans che caricherà il rovescio e trova invece il guanto di Zampoli, Paul Franci non si accorge che finisce qua il bel primo tempo tra Team Service Car Monza e Breganze, Lucas Martinez l'1-0, il raddoppio di Texido al 12esimo, il 2-0 per il Breganze e poi i gol dei 2 baby, dei 2 classe 2001, Lazzarotto e Galimberti su rigore, 2-2 primo tempo, ci sta. Sì, ci sta, è un Monza che è andato in crescendo, forse un Breganze un po' più in difficoltà in questo finale di primo tempo, ma non in difficoltà tecnica ovviamente, forse un po' in difficoltà fisica. È sembrato più in difficoltà, esatto, fisica, come sì. Mancasse un po' l'ossigeno, fa ruotare solo 5 giocatori, Diego Mir dall'altra parte sembra invece tutti belli freschi, occhio sì. Perché Marco Iec è fuori da 10 minuti. Sì esatto, infatti io credo che Tommy Colamaria stia tenendo un po' tranquilli per cercare di spremerli un po' di più nel secondo tempo. Se la porta a casa Tommaso Colamaria nella gestione dei cambi un buon 6,5 glielo diamo. Sì, anche 7. Da Paolo Virdi e da Andrea Brambilla ci risentiamo fra una decina di minuti.
Buonasera dal Pala Rognati di Biassono, siamo nel secondo tempo di questa bella partita, è diventata bella nella seconda parte del primo tempo per voi Paolo Virdi e Andrea Brambilla. Dunque 2-2, il gol di Lucas Martinez, il raddoppio di Texidò e poi le due reti su tiro da fermo, su rigore di Pietro Lazzarotto e di Matteo Galimberti, dei due classe 2001 di Casa Monza. Voglio correggere un errore che ho fatto all'inizio partita, davvero avevo dato Sgaria e Zampoli come i portieri della nazionale italiana all'ultimo europeo, in realtà no, nell'ultimo europeo c'era Zampoli ma non c'era Sgaria, che è un anno più vecchio, c'erano a Pechino 2 anni fa al mondiale, comunque arrivò una medaglia anche lì e c'erano Zampoli e Sgaria, due portieri che però, una cosa giusta l'abbiamo detto, nel futuro del dopo Barozzi, del dopo Gnata ci sono sicuramente questi due ragazzi in primo piano. Certamente hanno Bruno Sgaria non è una sorpresa per nessuno, ormai già da qualche anno designato del compaesano Gnata. Esatto, veramente è già un 4-5 anni che ormai sta difendendo eccezionalmente la porta di Breganze. E ha puntato molto su giovane Breganze, come ha puntato molto il Monza, ma inizia il secondo tempo. Vediamo un po' nel quintetto del Monza, non c'è Davide Nadini, dunque non c'è Zucchetti, Polfranci, Martinez, Oje e Nadini. Dall'altra parte davanti a Sgaria, Mijans, Texidò, Cocco e ovviamente Lucas Martinez, che ha riposato negli ultimi 4 minuti del primo tempo, quindi è bello fresco. Sono solo 5 le rotazioni da parte di Diego Mirche, dunque Andrea Borgo, Andrea Della Valle e Guido Sgaria non li ha impiegati, oltre a Fabio Mabiglia che è stato un portiere storico del Breganze per tutti gli anni, insomma 90, primi anni 2000 in tutte le categorie A1, anche gli anni delle crisi della 2. Fabio Mabiglia, portiere classe 76, credo, se non erro, l'ultimo europeo giovanile forse in porta, c'era lui con Aloisi, adesso vado proprio a memoria di anni indietro, ma torniamo qui, sono trascorsi 47 secondi con il Breganze in possesso di pallone, abbiamo la diretta con Cocco, Lucas Martinez e Mijans e Texidò. Questi sono i 4 davanti appunto a Sgaria. Ora il 14, autore dell'assist per il 2-0, un assist molto molto bello. Vediamo che sì, stavolta è stato una sanzione, un blocco irregolare. Sì, era già stato fatto da Lucas Martinez nel corso del primo tempo in un paio di occasioni. Ha mosso indietro il fondoschiena, occupando comunque dello spazio che non andrebbe occupato se il giocatore fosse rimasto fermo sui pattini. Ora Nadini affrontato da Cocco, ora Polfranci, positivo anche lui nel finale del primo tempo, un finale in crescendo da parte del Monza. Ma vediamo il taglio, eccolo qui col gioco a 3 con lo scarico Martinez Oje e l'inserimento in sponda da parte di Davide Nadini. La conclusione comunque facile, la parata per Sgaria, attenzione all'accelerazione di Texidò con Polfranci, uno scontro tra compaesani, tra catalani, che sono 4 in pista, Franci da una parte con Oje, dall'altra Texidò e Mijans. Ora vediamo proprio Marco Oje, c'è il taglio di Nadini, arriva Cocco all'ultimo secondo a sbilanciare Nadini con la palla che gli salta forse anche sotto il bastone e sfuma. Sì, veramente hanno fatto già un bel paio di azioni in Monza. Bruno Oje anche comunque in partita in questo inizio di secondo tempo, anche lui è rimasto fuori 10 minuti, ma cosa vuoi quando schieri uno come Pietro Lazzarotto, puoi permetterti di lasciare fuori anche Marco Oje. Attenzione perché c'è questa palla recuperata con Polfranci che serve ancora una sfera d'oro a Julian Martinez, palla gol per il Monza. Sì, un Monza molto molto ispirato, Julian Martinez che sta continuando a distribuire, a giocare da playmaker se vogliamo. Dunque Polfranci anche molto ben ispirato, qua se ne va Lucas Martinez, non lo può tenere Oje, attenzione allo scarico, al rimorchio di Texidò, ma poi arriva con una
buon recupero Oye, ma Nadini perde la sfera e Coco ha buon gioco. Ora Eloy Mijans, un po' il cervello di questo Breganze, da lui dicevamo è partito lo stupendo assist no look per il raddoppio, poi con 2 tiri da fermo, con 2 rigori il Monza, i tiri dal dischetto di Lazzarotto e di Galimberti, carica finta sul fratello Martinez e arriva il rasoterra che buca sul primo palo. 2 gol di Martinez, posso dirlo, 2 errori di Zampoli. Questo generalmente non sono riuscito a vedere da che posizione ha tirato, perché stavo proprio guardando Zampoli al momento del tiro e mi è sembrato forse un po' sorpreso. Generalmente lui è proprio uno di quelli che preferisce vedere il giocatore, piuttosto preferisce prendere il tiro più forte ma vedere bene il giocatore mentre tira. Forse non so se qua può essere successo qualcosa. Dunque il gol di Lucas Martinez, il 3-2 del Breganze. Intendiamoci, Stefano Zampoli sta facendo un'annata strepitosa, ha tenuto in piedi il Monza in ben più di un'occasione. Mi viene in mente solo le 3 partite di Eurolega, quando a Lisbona stavi 0-0 a fine primo tempo ed è finita solo 3-1 per il Benfica, quando hai battuto 4-0 il Noia, quando hai battuto 2-1 il Montreux in casa sua, dove Stefano Zampoli giocò 150 minuti da Cunegatti autentico. Ecco, questo è Stefano Zampoli. Ci sta anche un paio di battute a vuoto, soprattutto su queste 2 conclusioni da parte di Lucas Martinez. E dunque quando manca 21 e 28 siamo sul 3-2 per il Breganze, che nuovamente si riporta in vantaggio e nuovamente, come è successo nelle ultime 4 gare, il Monza deve rincorrere. Sì, è una costante delle ultime 4 partite. Un Monza che non parte bene, un Monza che è costretto a rincorrere. Tra l'altro doppio svantaggio mi viene in mente sia Viareggio che Lodi che Sarzana e anche Breganze questa sera, quindi sempre 1-0-2 nei primi 10 minuti. Probabilmente è anche generato dal fatto che il Monza sta partendo senza giocare benissimo nei primi minuti, poi in genere entra in partita con quei 10-15 minuti di ritardo. Però sono anche tante le gare dall'inizio del campionato, 13 di campionato e 3 di Eurolega, con 2 trasferte in Portogallo e in Svizzera, quindi sono 16 le partite non stop per i brianzoli, con gli infortuni anche di Oye e quello di Zucchetti. Insomma, adesso qua sbaglia tutto Nadini perché lascia la pallina sul bastone di Martinez, che tenta una magata davanti al fratello, cercando poi magari di ricordarglielo come si fa tra fratelli. Poi invece c'è Julian che tira addosso a Lucas e c'è la 4% del Breganze che parte con il tiro di Lucas e la deviazione di Marco Oye. Dunque il tiro di Martinez, la deviazione del catalano, 2 che mi sarebbe piaciuto vedere giocare insieme un giorno, vero? Oye per come distribuisce palline, Lucas per come le sa tramutare in gol, soprattutto da finalizzatore. Qua la punizione con lo schema e il tiro da parte di Texidò. Paul Franci, se ne va Paul Franci in velocità, Texidò gli passa davanti con mestiere l'ex giocatore anche del Saint-Omer di Jans. Martinez, buono l'intervento difensivo, Coco, Zampoli bravissimo di posizione, Zampoli che anche nel primo tempo ha tolto le castagne dal fuoco con un intervento meraviglioso proprio sempre su Samuele Muglia. Ora 19:49, Breganze avanti 3-2 e Monza deve cercare di rifare la partita. Vediamo la difesa schierata abbastanza alta del Breganze, il blocco di Oye, Martinez attaccato al Texidò, falli di squadra solo 4 contro il Monza, 1 solo contro il Breganze, però il Monza non ha fortuna con i falli di squadra, diciamo così, ma 2 rigori e un tiro diretto già a tabellino per i brianzoli. Il tiro di dritto di Paul Franci, che non è sicuramente il pezzo forte della casa. Abbiamo Mijans, c'è il blocco di Cocco che poi taglia in centro area, Cocco che poi tra l'altro nasce come attaccante. Attenzione a Paul Franci e arriva col casco, grande parata da parte di Sgaria, il taglio di Martinez, vediamo davanti a sé Marco Oye che contiene molto bene e poi arriva Nadini in seconda ribattuta, vediamo, prova a imprimere una progressione Marco Oye e invece trova il taglio di Julian Martinez, guardato ancora da Mijans e deve
uscire dalla propria area con Martinez entro 8 secondi. Monza che adesso Monza che comunque non ci sta, ecco. Se non altro c'è stata la reazione. Adesso è entrato Matteo Zucchetti, che è stato fuori per buona parte del primo tempo. Probabilmente con la Maria cercherà di affidarsi al tiro di Matteo Zucchetti, di cercare di liberare il tiro, però dall'altra parte è entrato Samuele Muglia. Dunque Cocco, Texidò, Martinez e Muglia, è uscito Mijans, probabilmente lo vuole fresco nella gestione anche degli ultimi minuti, giocando con soli 5 uomini in movimento. Da questa parte c'è Zucchetti e quindi si forma il quintetto base, fuori Nadini, dentro Zucchetti con Paul Franci, che va a recuperare l'ennesima pallina della sua ottima prestazione difensiva. Ora Zucchetti con Oye, il tiro sui parastinchi di Martinez e il Monza che si trova di nuovo a costruire in fase offensiva contro comunque la buona difesa del Breganze, che insomma difende bene la squadra di Mir. Martinez le sta provando tutte, prima addirittura ha cercato di sfruttare al meglio la posizione di Texidò per rimbalzare sul suo corpo e liberarsi più velocemente a centropista. Però è veramente un gran bel Breganze in difesa. Un giocatore di grande esperienza, Texidò, classe 89, ma anche Eloy Mijans che è 1,87, giocatori che hanno passato i 30 anni, entrambi hanno giocato nel Noia. Per Texidò anche Voltregà è un'altra esperienza Breganze, questa è la seconda intanto. Cocco sbaglia un gol con Zampoli sdraiato, si salva molto bene però il portierone toscano. Attenzione Martinez! Che gol di Giulia Martinez! L'assist di Paul Franci e il Veronica sotto l'incrocio dei pali, un gran gol. Incredibile, dall'altro lato era già pronto anche Marco Lier, che si è visto portare via il gol. Incredibile Martinez. Ha messo la palla sotto l'incrocio dei pali in Veronica un po', lo ricordiamo sempre all'Aldo Belli, questa conclusione. Ora Zucchetti, Muglia che arriva come un falco alle spalle del Pratese e dunque quando manca 16:32 la pirata, la Veronica, la girata, chiamatela come volete, è quella di Giulia Martinez che è vincente, finisce al 7 e c'è dunque il 3-3 del Monza. Marco Ier davanti a sé, Texidò, serve Zucchetti che carica la sassata che si perde a lato di poco i Bagai che provano a dare il ritmo e a entrare in partita. Occhio perché c'è un 2 contro 2, Marco Ier si perde Zucchetti, arriva ancora Scaria e Zucchetti per loro invece insieme, questo me lo ricordo, la Coppa Latina lo scorso anno a Montreux nell'Under 23, lì giocarono con la nazionale di Massimo Mariotti. Ora il 15:48 alla fine del primo tempo, siamo sul 3-3, c'è una palla messa in mezzo da Cocco che reclama per un pattino di Martinez, ma Martinez dall'altra parte serve Zucchetti al volo, il rasoterra si perde a lato di una spanna, palla gol per il Monza con il tiro al volo di Zucchetti. Sì, gran bel tiro, bella triangolazione, un 3 contro 2 del Monza. Hanno lasciato scoperto il lato alla destra di Sgaria, che comunque è stato bravissimo. Adesso ora va ancora Cocco che è in pista, il dorsale 29 con Texidò che si libera di Oye, ma poi praticamente resta fermo su se stesso. Ora c'è il contropiede con Martinez che non riesce a seguire Paul Franci, era buono il fraseggio, un Martinez ispiratissimo stasera, troppo sotto probabilmente la pallina a Giulia Martinez. Attenzione Zucchetti, sua conclusione, sono fuori misura i tiri di Zucca, ma occhio perché poi in mezzo c'è Muglia che è solo. Probabilmente la conclusione di Texidò, troppo egoista il catalano, avrebbe potuto servire Muglia in mezzo. Attenzione Paul Franci nel traffico, c'è una deviazione, ora si gioca di qua e di là in velocità dove c'è uno spazio, le squadre cercano di fare transizione, contropiede, c'è il blocco di Martinez sempre per Zucchetti che lascia la pallina sul bastone di Muglia. Martinez Zampoli prende questa
il testa a testa su Martinez, bravissimo Stefano Zampoli, che sicuramente fa vedere tutte le qualità delle quali parlavamo. Mette in mezzo Polfranchi, interviene Sgaria, Oye deve recuperare con Muglia in pressione ed è un 3 contro 3, vediamo Martinez che attacca la difesa schierata del Breganze. Il Monza ora che cerca di imprimere un po' più di ritmo, e occhio perché un pensiero, Andrea, lo facevamo alla fine del primo tempo, girano in 5 quelli del Breganze, e se i ritmi sono alti girare in 5 per 50 minuti poi magari un po' di stanchezza puoi pagarla. Sì, sicuramente anche adesso abbiamo visto un Lucas Martinez che ha inseguito alla morte Polfranchi fino in fondo alla pista. È sicuramente il Monza deve spingere, vediamo Cocco che sta andando in panchina e sta entrando proprio il fratello Sgaria, numero 4 in pista in questo momento per il Breganze. Un innesto. Autore settimana scorsa di un gol, che lo dicevamo, della vittoria con il Sandrigo, se non ero per 10-2, con il gol su tiro diretto da parte di Sgaria. Occhio perché ci sono due giocatori per terra, con Bijans che non riesce a colpire al volo o a recuperare, due giocatori Monza per terra, il Breganze proprio con Sgaria che va a smistare con Martinez, poi cerca il centro dell'area. Dunque l'interminabile, mi verrebbe da dire, cantera del Breganze che produce altri giocatori su giocatori. Zucchetti, mamma mia, sta cercando di sistemare la mira Zuc, ma nelle ultime 5 occasioni non trova mai la porta. Attenzione all'anticipo, è quello di Martinez che invece entra in area, la sfera resta lì, c'è un po' di confusione, se ne va Lucas che salta Zucchetti, arriva Oye, arriva ancora, che bravo Lucas Martinez nella gestione della palla, poi Eloi, è bravissimo Zampoli, c'è il contropiede del Monza, Franci, arriva Mijans che sa leggere molto bene la situazione. Sì, dicevamo due squadre veramente molto attive in questo momento. Breganze ha messo dentro Sgaria anche per cercare di dare un po' di fiato a Cocco, che abbiamo visto arrivare in panchina un po' paonazzo. E gli anni passano anche. È un Monza che sa di dover spingere per cercare di portare a casa la partita, è l'unica cosa che deve fare. Dunque c'è Guido Sgaria che affronta Polfranchi che gli porta via la pallina, prestazione difensiva di Polfranchi devastante, Muglia ruba pallina a Marco Oye, poi arriva Polfranchi, ancora lui a recuperare l'ennesima pallina, una serata meravigliosa, finta e scarico di Martinez, sulla finta di Martinez è cascato anche Marco Oye. Sì, non ci ha creduto Marc stavolta, era un bellissimo triangolo, è rimasto quel metro più indietro. Adesso un fallo di squadra chiamato da Ferrari, probabilmente un fallo fatto sul Breganze, probabilmente da Polfranchi o da Matteo Zucchetti. Dunque 11:29, dobbiamo affrontare l'ultimo quarto di gara, siamo sul 3-3 qui al Pala Rovagnati, con le reti nel secondo tempo di Lucas Martinez, per lui una doppietta, l'altro gol del Breganze l'ha realizzato Texidò, Lazzarotto, Galimberti e Julian Martinez. Per Julian Martinez si tratta dell'11° centro in questa stagione, il 55° con la maglia bianco-rosso-blu del Team Service Car. Andiamo a guardare anche un po' uno sguardo al futuro, perché il mese di gennaio in casa Monza è veramente importante. Follonica verrà qui sabato, poi la trasferta a Valdagno, poi il Montreux il sabato successivo. Sì, è un Monza che se non altro ha la possibilità di concentrarsi un po' di più su queste partite europee. Adesso il 19 sarà il turno del Montreux in casa e sarà una partita a mio avviso molto maschia, perché abbiamo visto da loro giocare con una certa foga gli elvetici, e poi tutto ce lo giocheremo nella trasferta
Bello sferta Inter catalana. Intera catalana, ma c'è qui il Benfica che deve scendere al Palarovagnati. Attenzione, Benfica che ha cambiato anche allenatore, comunque sono sempre 50 minuti e se il Benfica batterà il Noia avrà la possibilità anche di perderle tutte, perché comunque primo finish. Attenzione perché qui c'è bravo Zampoli che salta, va a prendere anche questa, ma ha fischiato prima Uggieri da Lodi per una palla alta, correttissima interpretazione di Jans su Polfranci e poi Martinez che deve recuperare sul fratello che va a lanciare Sgaria, gira dietro porta, arriva Zampoli a chiudere il palo, c'è pronto Muglia, lo scarico è fuori e deve ripartire ancora il Breganze che comunque con Sgaria in pista non mi dispiace neanche un po'. Ora Mijans proprio per Sgaria un po' di freschezza, Diego Mirdai dal suo ragazzo, ma qua Zucchetti arriva con tutta l'esperienza di un ragazzone che ha 21 anni ma sono 5 anni che è in Serie A, che gioca già in Serie A, Prato prima e poi anche Pieve, questa è la terza stagione, poi Polfranci bravo una palla e mezzo, bravo Sgaria, mentre è entrato anche Galimberti, quindi Martinez e Zucchetti, Galimberti e Polfranci, si gioca con due tra virgolette difensori di ruolo e due attaccanti veloci come Galimberti e Polfranci. Occhio in questo momento, occhio alle ripartenze del Monza. Sì, perché quando il Monza gioca è proprio quando gioca con Matteo Galimberti o Pietro Lazzarotto che il Monza in queste ultime partite è diventato più attivo e quindi penso che con la Maria stia cercando in tutti i modi di mettere un po' più di pressione, visto che con Sgaria, l'ingresso di Sgaria ha sicuramente dato più vivacità a questo Breganze. A me piace molto come sta giocando, a prescindere dagli errori che può commettere o comunque dalla giovanità. Ora c'è Muglia che apre proprio per Sgaria, Martinez è dietro porta, non c'è nessuno in mezzo, quindi non può servire l'attaccante a centro area, ma è ritornato molto bene il Monza e qui c'è Zucchetti con Polfranci, vediamo che c'è il contropiede, un 3 contro 2, Polfranci, c'è Galimberti sul secondo palo, ma arriva Martinez nella stessa posizione da dove ha segnato il gol del 3. Metodo di giudizio severo del primo tempo, forse ammorbidito un po', ma siamo solo complessivi in questa partita, 6 falli di squadra, 5 contro il Monza, 1 contro il Breganze. Penso che sia la prima volta, vediamo una squadra che in 41 minuti ha commesso un solo fallo di squadra. Sì, beh, è una squadra tra l'altro giusto, rigore comunque giustissimo, è una squadra molto attiva Breganze, adesso bisogna vedere se riuscirà. Oh mamma mia, palo di Zucchetti con una sassata, colpisce l'incrocio sul quale era postato Sgaria e dunque palla gol per il Monza, il terzo legno colpito dal Monza, 2 per il Breganze con Texidò, 3 colpiti dal Team Service Car. Ora esce Guido Sgaria, entra Cocco che ha rifiatato giusto quei 4 minuti, qua Mijans va alla conclusione, ma indovinate un po' chi c'è ancora sul suo bastone, Polfranci Jimenez da Beyok Durgel. Ora attenzione perché questa sbaglia tutto Galimberti a servire Polfranci, occhio perché si rischiava la frittata. Sì. E dobbiamo stare attenti, queste sono le palle gol che fanno la felicità dei nostri avversari. Spesso anche ricordo le ultime partite Scandiano, piuttosto che non Sarzana, ci siamo distratti proprio nel momento del nostro gol, sull'accorcio del risultato, generalmente tendiamo un po' a rilassarci troppo, a subire la manovra avversaria. Ora continua la girandola di Cambi, attenzione con un sottogamba per Martinez, gira sul secondo palo Zucchetti a porta vuota, ma ha messo il bastone Lucas Martinez, Mijans, Zampoli, la palla gli picchia sotto il guanto e arriva il gol di Mijans. Sì, questa volta l'aveva presa col gambale, l'ha sbucciata purtroppo, questa volta Zampoli c'era. Dunque il gol di Mijans, la conclusione, Zampoli ci mette il guanto, la sfera gli picchia sul suo guantone sinistro, colpisce il parquet e si infila in rete, dunque con un tiro dalla media il gol del Breganze che si porta avanti ancora 4-3 e dal primo minuto ha praticamente sempre condotto il Breganze. Ora c'è Lazzarotto in pista che era entrato un minuto fa, stavo per dire
Lazzarotto, Martinez e Zucchetti con Galimberti a trazione posteriore, probabilmente questo Monza, e invece arriva il gol di Mijans con Ferrari che sta chiamando qualcuno, non ho capito chi. Ah no, la posizione è questa, è fischio io, ok, di punizione per il Monza, è fischio io. Parte ora Zucchetti, Martinez, Lazzarotto e Galimberti, un quintetto inedito per Tommaso Colamaria di questi ultimi 7-22. C'è fuori Marcoglier, c'è fuori Paul Franci, c'è fuori Chenadini. Ora vediamo come giocherà contro la difesa schierata. Il tiro di Galimberti, la deviazione volante di Lazzarotto, la combinazione fra i due a momenti funziona. Occhio perché il Breganze è avanti 4-3, 7 minuti alla fine, con Cocco che va a puntare Galimberti e Texidò davanti a sé. Lazzarotto, serve Martinez ma è ancora molto lontano dalla porta di Zampoli. Vediamo, ci arriva Mijans che finta Italia, mancano 15 secondi, ma in questi 30 secondi di possesso il Breganze non ha praticamente combinato nulla. Funziona la difesa monzese, vediamo Martinez ma arriva molto bene Zucchetti che apre a un passaggio in diagonale di 25 metri con gente come Cocco, Texidò e Mijans. È abbastanza sconsigliato. Sì, è eccessivo, è la terza palla che perdiamo per una leggerezza sulla ripartenza, e in questo momento dobbiamo piuttosto essere più concreti e ripartire con un po' più di calma e magari cercare di portare più pressione verso la porta di Sgaria. Ultimi 6 minuti ora con Mijans che carica la metà pista, la sfera è ampiamente larga dalla porta di Zampoli. Vediamo Martinez che trova un blocco di Lazzarotto, cerca di servire proprio Lazzarotto ma trova la chiusura intelligente da parte della coppiata catalana Texidò Mijans, e poi Lucas Martinez qui non riesce a concludere di potenza. Vediamo Galimberti con il blocco proprio di Martinez, Zucchetti per Martinez che spinta e trova il gol del 4-4. Lo hanno lasciato troppo solo. Lui hanno avuto tutto il tempo di guardare la porta e di preparare il tiro, e questo è un grande errore del Breganze. Errore difensivo, sono praticamente retrocessi in linea orizzontale i tre difensori rossoneri. Ha avuto il tempo di guardare la posizione di Sgaria che era coperto. Gol dunque di Julián Martinez e contestuale time out di Tommaso Colamaria. Attenzione perché era un po' la situazione che si sperava in casa Monza, quella di arrivare pari verso la fine e poi cercare di vedere con l'ossigeno come funziona. Sì, credo che Monza adesso dovrà provare per forza a andare in un pressing asfissiante, per cercare di mettere alle corde un Breganze che fino adesso ha giocato tolto Sgaria, ha giocato con 5 giocatori esterni, quindi sono sicuramente più stanchi. Adesso è entrato Nadine Ollier, ha fatto un triplo cambio Tommaso Colamaria, proprio per cercare di portare più freschezza e più velocità nella manovra brianzola. Eccolo qua, come le ocche ghiaccio, un cambio di linee per il team service car. È rimasto solo Martinez, ma lui può giocare anche 2 partite a fila. E sono entrati Nadini, Paul Franci e Marcoglier. Ha cambiato completamente squadra, ha tolto Lazzarotto, Zucchetti e Galimberti, ha inserito 3 giocatori freschi per questi ultimi 5 minuti, proprio a conferma di quello che stavano dicendo io e il presidente Brambilla. Cocco, Mijans, Texidò e Martinez, ovvero il quintetto che ha iniziato la partita e che ha giocato gran parte di questo incontro. Ma è gente che sa come si sta in pista. Qua si salva Zampoli e dunque pericolo scampato, tanta esperienza comunque in questo Breganze. Ci sono 3 giocatori oltre i 30, oltre a Lucas Martinez. Marcoglier che carica, trova Sgaria, il tiro, la sassata. Mamma mia, anche questa volta comunque una difesa del Breganze che rimane, non è rimasta ferma come prima, però si è aperta inspiegabilmente, si è aperto un varco centrale. E è vero che non ho ancora capito se è un modo
modo per Sgaria di vedere meglio partire il tiro però. Oppure l'errore collettivo di lettura difensiva da parte dei rossoneri. Proviamo per la seconda opzione Marco Ye e Martinez, Nadini e Polfranchi. Questa volta la trazione di questa squadra è completamente offensiva perché ci sono 3 attaccanti in sostanza, anzi 2 attaccanti e mezzo. Wow, Ye telefona un assist a mezza altezza per Nadini. Martinez, Nadini fuori. Clamorosa palla gol del Monza con Nadini che a porta vuota fallisce il gol del 5-4. Probabilmente non se lo immaginava neanche Davide Nadini che gli arrivasse una palla del genere. Io pensavo un testa a testa, invece Martinez ha letto bene, ha detto beh, la do a lui. Che c'è? Attenzione, perché c'è il blu per Polfranchi, risponda il fallo con su Midjans, e per Polfranchi questo è il quinto blu stagionale, va da Uggerisce perché c'è il fallo in sponda di Polfranchi. E dunque quando stavi pensando è fallito il gol a porta spalancata con Nadini del possibile 5-4, il Berganze ha un'occasione colossale per portarsi avanti, un tiro diretto di Lucas Martinez e poi un power play. Qua diventa veramente difficile. Probabilmente Polfranchi è eccessivo, in effetti il fallo c'era tutto. Vediamo adesso se Lucas Martinez riuscirà a superare Stefano Zampoli. Parte adesso, finta di tiro. Attenzione, Lucas Martinez che però incespica sulla pallina e trova molto bene Zampoli. Si salva il Monza con la sfera che resta sulla riga e un colpo di Reni da parte di Zampoli. Mamma mia il Monza come si è salvato, occhio perché ora c'è una punizione. Sì, qui è Bruno Sgaria che secondo me ha fatto un'ingenuità, col bastone è andato al di là della riga, poteva accompagnare la palla. Punizione in zona offensiva per il Monza con Marco Ye che verrà sistematicamente raddoppiato. Vediamo Davide Nadini, Marco Ye e Julian Martinez. Questo è il terzetto di Brianzoli in pista, il triangolo. Dall'altra parte c'è il solito quintetto di Diego Mir, Midjans, Tixido, Martinez e Cocca, e Cocco 4-4, 2-45 alla fine. Attenzione Lucas Martinez, ha troppo buco, ma trova Zampoli che butta via la pallina, che però era in possesso di Oye la perdere, gliela toglie Martinez. C'è il triangolo difensivo già schierato, Midjans che va a servire Tixido mentre è trascorso ora il primo minuto con Martinez. Zampoli e la sfera resta lì, porta vuota con Julian Martinez che era per terra. Il tiro da parte del fratello, ma la sfera ha colpito Martinez, ma era di schiena Julian Martinez che era in sostanza seduto sul parquet. Occhio perché interviene molto bene Oye, ma la sfera resta sotto il pattino di Davide Nadini. Mancano ancora 30 secondi adesso alla fine di questo power play nel quale ha rischiato molto il Monza. Il Berganze carica Midjans, la sfera è fuori con Nadini che deve lanciare sulla sua, è un 2 contro 1. Martinez e la sfera colpisce il pattino di Midjans e si salva il Berganze. Attenzione perché ora la palla è alta ma c'è Cocco in possesso, Julian la toglie, si salva Martinez, palo di Martinez. Sgaria ha battuto in 3 contro 4. Mamma mia. E qua c'è tutto il fallo di Cocco, ha trattenuto Julian Martinez. Grandissima occasione per il Monza, incredibile. Poteva essere in power play un gol. Con l'uomo in meno. Alla Julian Martinez ne fece 2 lo scorso anno ma con regole diverse. Ricordiamolo, quest'anno, ricordiamo anche i precedenti in Serie A che sono 5 vittorie del Berganze e 1 del Monza, ma quella l'una è l'ultima partita che si è giocata qui. Finì 4-3 con un gol di Oye a 30 secondi dalla fine. L'occhio Nadini, adesso il tiro, la sfera che viene deviata, ultimi 60 secondi, il possesso è di Oye, sì il Monza la mantiene viva, 10 secondi nel quale deve andare a tirare il catalano che però serve una pallina fuori per Martinez, bisogna tirare, vediamo Nadini
la perde il Monza perché non si accorge nei 45 secondi. Che occasione, con l'uomo in meno, Martinez il palo. Sarebbe stato veramente un gol incredibile, peccato davvero, un'occasione sprecata in questo modo. Avevamo già sprecato prima con quel retropassaggio incredibile di Julián Martínez su Davide Nadini. Così. E dunque 43.8, 4-4 al Pala-Rovagnati, dunque ultimi secondi, non parte nemmeno il conto secondi perché il Berganze potrebbe avere il possesso fino al termine dell'incontro. Vediamo se si accontenta di un punticino la formazione di Diego Mir o se prova a spingersi. Ora c'è un blocco di Texidó, c'è Oye che va a difendere adesso su Mijans, centro dell'area, i due fratelli Martinez con Lucas che viene fermato da Davide Nadini. Occhio perché c'è il contropiede del Monza che è un 4 contro 3 perché non rientra Martinez. Galimberti, il tiro, la deviazione col bastone di Mijans che salva Sgaria. 3, 2, 1, occhio a Mijans, Zampoli salva il risultato e finisce 4-4, una gara bella. Veramente ricca di emozioni, incredibile partita. Monza che a momenti porta a casa il risultato ribaltando una partita sempre a inseguire. Sprechiamo 2 palle gol incredibili, però un Monza che comunque porta a casa un punto d'oro, un punto importante questo per il Team Service Car. 4-4, un punto che però da un lato lascia anche l'amaro in bocca perché quel palo colpito con Julián Martínez che salta anche Sgaria a meno di un minuto dalla fine in inferiorità numerica, finisce dunque così 4-4 questa bella partita, un pareggio comunque nessuna delle due squadre avrebbe meritato di perdere. Sì, assolutamente, sarebbero stata la vittoria del caso perché si sono affrontate a viso aperto. Berganze che ha retto benissimo contro ogni aspettativa pur giocando praticamente in 5. Esatto. Monza sprecone se vogliamo, insomma 2 palle gol lasciateli veramente da boccino del biliardo. Sì, perché oltre al palo di Martinez da segnalare quel gol a porta vuota fallito da Nadini su scarico proprio di Martinez, forse ai punti negli ultimi secondi, ma il Berganze ha avuto delle buone palline con uno Zampoli che alla fine è stato come sempre determinante. Finisce 4-4 al Pala-Rovagnati questa partita divertente, 2-0 nel primo tempo Martinez e Texidó poi trova con 2 tiri dal dischetto, 2 rigori chirurgici di Lazzarotto e Galimberti il 2-2, finisce con lo stesso parziale 2-2 anche il secondo tempo con Lucas Martinez che infila la rete del 3-2, il pareggio del fratello Julián al nono, poi arriva il 4-3 con un tiro di Mijans e il 4-4 ancora con Julián Martinez. L'appuntamento qua è per sabato prossimo quando ci sarà il Follonica. Nella prima giornata di ritorno abbiamo già scavallato purtroppo la metà del campionato e dunque da Paolo Virdi e Andrea Brambilla un buon anno a tutti e a risentirci nel 2019.